Pieve di Soligo, lutto cittadino per i funerali di Adriano Armelin, l'83enne massacrato dal rapinatore in casa. Commozione e dolore per la fine dell'anziano. Era come un papà per tanti di noi, il ricordo di parenti e amici. Anche il governatore Zaia nel Duomo di Pieve per l'addio ad Armelin. Non si può morire così, nessun perdono per l'assassino, serve una pena certa, si buttino via le chiavi. Colto da malore mentre alla guida del furgone muore il noto ristoratore di Pederobba Paolo Fantina, aveva 64 anni, il sindaco: ho perso un grande amico. Il numero dei sanitari contagiati dal Covid in uso 2 supera la soglia delle 250 unità, personale costretto a restare a casa, azienda zero corre ai ripari, chiusi i concorsi per gli infermieri, dalla prossima settimana nuove assunzioni. Non solo alberghi, anche in bar e ristoranti della Marca preoccupa la carenza di lavoratori stagionali, colpa del reddito di cittadinanza, attacca Veneto Imprese Unite. Aveva applicato alla sua cagnolina un collare con un dispositivo a distanza per far scattare una scossa elettrica nel caso l'animale abbaiasse. A processo il proprietario di Monfumo. Basket, Treviso si affida all'ex gloria della Benetton Marcelo Nicola per raddrizzare una stagione che l'ha portata a rischiare la salvezza. Il 2 volte campione d'Italia rileva la panchina di Max Menetti, esonerato ieri sera. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque oggi a Pieve di Soligo è stato il giorno dell'addio ad Adriano Armelin, l'83enne ucciso durante una rapina nella sua abitazione. Era il padre di tutti, lo ricordano amici e conoscenti che ora chiedono però giustizia. Un riferimento all'incapacità di perdonare è stata fatta da Don Giuseppe Nadal con la parabola del figlio il prodigo. Era il mio secondo papà, è come fossi il terzo figlio, fa conto tu cosa perdo io, una vita assieme, sentieri in montagna, al mare, in collina, pranzi, cene, compleanni, una parte di me, io oggi perdo una parte indelebile della mia vita. Poteva essere considerato così, proprio il padre di tutti, poi noi anche avevamo un gruppo di amici molto uniti e quindi lo vedevamo spesso, lo trovavamo spesso e quindi le due parole non mancavano mai. Prima di tutto un padre, buono, disponibile, sempre pronto ad aiutare. Così nel giorno dell'addio viene ricordato Adriano Armelin, l'uomo ucciso la sera del 25 marzo scorso da Mohamed Boumouaran, il 36enne marocchino che si è presentato alla sua porta, ora in carcere per tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Quella figura del padre che è stata ricordata anche da Don Giuseppe Nadal con la parabola del figlio il prodigo, dove l'incapacità di perdonare è una delle chiavi di lettura. Molto più spesso siamo nei panni del figlio maggiore, bravo a lavorare, rispettoso delle leggi, ma senza cuore, incapace di perdonare. È questo che dispiace al padre, è questo che impedisce di essere tutti nella festa. Una morte barbara, ha detto ancora Don Giuseppe Nadal, di fronte a una comunità ancora sgomenta e che chiede giustizia, prima umana che divina. Non si apre più a queste persone, si ha sempre fiducia, si apre, ma invece non si può. Ormai cambia tutto, questo è il problema. Giustizia che sia fatta sempre, per tutti. Non voglio sostituirmi alla giustizia, ma che se rimane in carcere evita di fare dei danni ad altre persone indifese e innocenti come è stato Adriano. Oltre 500 i presenti ad abbracciare i figli Marco e Andrea, tra loro il sindaco di Pieve Stefano Soldan che ha proclamato il lutto cittadino, i colleghi dei paesi limitrofi, il prefetto Sidoti, il comandante provinciale dei Carabinieri Magro, il presidente del Veneto Luca Zaia. Grazie Adriano di questa testimonianza e mi viene da usare la tua stessa espressione, averchen degli uomini così, tradotto, che si possa avere persone, uomini buoni come te, averchen. Avete visto che tra i presenti nel Duomo a Pieve di Soligo per i funerali di Armelino c'era anche il presidente del Veneto Luca Zaia che ha usato parole durissime. Siamo il paese di Bengodi per i delinquenti, servono pene esemplari, si buttino via le chiavi. Presidente Zaia, una giornata dolorosa per Pieve di Soligo, la sua presenza oggi cosa sta a significare?
La vicinanza alla famiglia, ai familiari, a Marco Andrea, ai figli, ai fratelli, alle nuore e insomma a tutti coloro che l'hanno voluto bene. Non si può perdere la vita in questa maniera. Adriano Armelin è stato trucidato, torturato, è morto a causa delle gravi percosse che ha preso. Tutti noi abbiamo sperato nelle prime ore che si potesse salvare, però l'epilogo è stato assolutamente negativo. Ci si interroga sul senso della vita e anche sul senso della vita di alcune persone che commettono questi fatti, perché comunque c'è da dire che non ci sono spiegazioni per quello che è accaduto. Io spero che quantomeno non servirà a far tornare in vita Adriano Armelin, il signor Armelin, ma quantomeno si pensi in questo paese a pene esemplari, quantomeno siano un deterrente per quanto possibile. Riecheggia spesso la parola perdono in questi giorni, ma c'è qualcosa da perdonare, si può perdonare? Guardi, la parola che riecheggia, però è pur vero che è difficile perdonare chi commette un atto del genere, va a trucidare, a percuotere e a massacrare in questa maniera una persona. Io penso che oggi noi dobbiamo sperare che i magistrati facciano il loro dovere e assicurino per tutta la vita la giustizia a questo signore. Lei Presidente? Che si buttino via le chiavi, questa è l'unica soluzione. Si ritorna a parlare di sicurezza, di prevenzione, ma anche di certezza della pena, anche questi temi che ricorrono. Ma cosa vuole che le dica? Questo è il Bengodi dei delinquenti. Questo è diventato il paese del Bengodi dei delinquenti. Bisogna mettersi d'impegno per andare in galera. Questa è la verità. Io non do colpe a magistrati o chi altro. Io penso una cosa, che il Parlamento deve fare leggi molto più severe, perché rientra nelle competenze del Parlamento, e se ci sono leggi molto più severe, probabilmente più di qualcuno verrà assicurato la giustizia, persone che oggi magari non lo sono. La mia presenza qui è anche per dire che noi non ci omologhiamo a questi fatti, non vogliamo diventare terra che ospita sta gente che va per le case ad ammazzare i nostri veneti. Continuiamo con la cronaca. Colto da malore mentre alla guida del suo furgone muore un noto ristoratore di Pederobba. Il sindaco dice: perdo un grande amico. Stava guidando il furgone quando ad un tratto si è sentito male. Paolo Fantin, 64 anni, di Pederobba, noto ristoratore, ha avuto la prontezza di accostare e fermarsi a bordo strada, probabilmente colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta nella notte lungo la strada regionale del Santo a Castelfranco Veneto. Ad allertare le forze dell'ordine e gli uomini del SUEM 118, un automobilista di passaggio intorno alle 4:30. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco e i sanitari, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale cittadino in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria di Treviso. Una notizia che ha sconvolto la comunità. Perdo un grande amico, dice il sindaco Marco Turato. Era conosciuto in paese e non solo nel paese, perché gestiva ristoranti a Crocetta e poi anche a Cavaso. Una persona che si faceva voler bene da tutti, sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta. Non solo perso un concittadino, ma soprattutto perso un grande amico. Aveva lasciato il mondo della ristorazione per iniziare una nuova attività. Doveva effettuare alcune consegne di pane questa mattina quando è stato colto dal malore. Grande lavoratore, non si è mai risparmiato in nulla e si è sempre dedicato al lavoro per sostenere la famiglia e i figli. Paolo Fantin è stato un interprete autentico della ristorazione trevigiana, ne ha interpretato i valori ed ha aggiunto sapienza, garbo ed umanità. Paolo Fantin ha lasciato un vero segno nella storia della Confcommercio. Così Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio: esprimiamo tutta la nostra riconoscenza, termina, e la profonda vicinanza alla sua famiglia. La famiglia Fantin era stata colpita nel 2008 da un grande lutto. Il figlio Alessandro era morto in un drammatico incidente stradale mentre tornava da una serata con gli amici. Paolo Fantin lascia la moglie Serenella e 2 figlie. Aumentano i casi di positività da Covid tra gli operatori sanitari nella Marca trevigiana. Intanto l'USL 2 è pronta ad aprire 2 ambulatori di prossimità per una prima assistenza sanitaria ai rifugiati ucraini, ma non solo.
Abbiamo superato la soglia di 250 persone contagiate tra i medici, infermieri e OSS. Nuova impennata di casi Covid in Veneto, 9.080 quelli registrati nelle ultime ore in tutta la regione, 1.380 nella Marca Trevigiana e tra questi cresce il numero degli operatori sanitari positivi. Questi contagi non comportano ovviamente nessun rischio dal punto di vista della salute, però il personale che sta a casa una settimana, pur vaccinato, sta a casa una settimana e quindi manca del servizio. Una prima risposta al problema è arrivata in queste ore. Azienda Zero ha finito i concorsi per infermieri proprio oggi, per cui diciamo che già dalla prossima settimana potremo far partire con la graduatoria in mano, far partire i telegrammi e cominciare ad assumere infermieri. Sono 141 i pazienti Covid ricoverati nei nosocomi trevigiani, 48 negli ospedali di comunità, 2 le persone che si trovano in terapia intensiva. Cresce l'incidenza con 800 casi su 100.000 abitanti, colpa della diffusione di Omicron 2. Siamo al 74% dei positivi, per cui il segnale è chiaro rispetto a questo. L'ULSS 2 intanto è pronta ad aprire 2 ambulatori di prossimità ai quali potranno accedere non solo i profughi ucraini ma anche, su segnalazione degli assistenti sociali o del SISP, cittadini in difficoltà per una prima assistenza sanitaria. Per le persone ucraine, ma anche per le persone ovviamente che hanno bisogno, segnalate dagli assistenti sociali, segnalate dai comuni. Significa dare cura, dare salute anche a chi magari non riesce ad avere la possibilità di fare delle visite senza il ticket. Domani aprirà l'ambulatorio di Montebelluna, venerdì quello di Castelfranco. Un 41enne è stato denunciato dalla polizia locale di Macerata perché ha violato l'obbligo di quarantena essendo positivo al Covid. Lo scorso 1° aprile si era recato negli uffici della polizia locale di Macerata per chiedere informazioni su alcuni contributi economici, ma anche sui documenti da presentare per comunicare che 2 suoi familiari, che da qualche settimana ospitava presso il proprio domicilio, se n'erano andati. Peccato che lui, cittadino straniero di 41 anni, fosse positivo al Covid e quindi in isolamento. Questo però è emerso solo l'indomani, quando durante il consueto controllo degli elenchi forniti dal servizio epidemiologico dell'azienda sanitaria a sindaco e coordinatore della polizia locale, si è scoperto che il 41enne era tra le persone positive e quindi con l'obbligo di rimanere in casa. A quel punto gli agenti si sono recati presso l'abitazione del 41enne chiedendogli per quale motivo si fosse allontanato dal suo domicilio nonostante l'obbligo di isolamento. L'uomo si è scusato con il personale della polizia locale, ma non è stato in grado di giustificare il suo spostamento da casa. Nei suoi confronti è scattata una denuncia. E adesso parliamo di lavoro, perché anche a Treviso preoccupa la carenza di lavoratori stagionali, tema che riguarda soprattutto bar, ristoranti e alberghi. Trovare un lavoratore, un cameriere, un cuoco in questo momento è impossibile. Non solo nelle principali città turistiche come Venezia e Verona o lungo il litorale, anche in centri come Treviso si prospetta per bar, ristoranti, alberghi e in generale per tutto il terziario un'estate con una pesante carenza di lavoratori stagionali. Lo conferma il presidente di Veneto Imprese Unite, Andrea Penzoiello, che spiega anche come ormai in pochi si facciano avanti per mansioni di questo genere. Non aiuta il reddito di cittadinanza, bisogna dirlo chiaramente. Disoccupazione e reddito di cittadinanza per molti sono un salvagente a cui si aggrappano, da una parte anche per colpa di molti miei colleghi, che è innegabile, non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, che negli anni scorsi hanno sicuramente sfruttato molte figure, soprattutto giovani, soprattutto appunto durante le stagioni estive. Ma anche chi rispetta le regole e mette in campo tutte le dovute tutele fatica a trovare personale. Penzoiello parla per esperienza diretta. Noi vediamo che anche un'azienda come la mia, entro nel mio privato in questo momento, che garantisce tutto quanto da CCNL più addirittura dei bonus, abbiamo dovuto aggiungere un membro allo staff 1 mese e mezzo fa. Normalmente sono abituato a ricevere anche 50 curriculum al giorno, questa volta ne ho ricevuti 10 nel giro di 20 giorni. Un problema che avrà necessariamente delle conseguenze, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza di clientela. Quello che si rischia è, oltre a non avere appunto la possibilità di avere uno staff completo, è anche di avere uno staff non all'altezza di quello di cui il cliente abituale è abituato appunto a trovarsi, e quindi ne perderà sicuramente la qualità dei nostri punti vendita e il nome che la ristorazione italiana ha in giro per il mondo.
Ha rotto con un martello la vetrata di un kebab in via Montegrappa, Montebelluna. Poi, dopo aver fatto irruzione nel locale, ha portato via i soldi dell'incasso, oltre 3.000 euro. Il furto è avvenuto la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montebelluna, che stanno indagando per risalire all'autore del colpo. I militari hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza per dare un nome e un volto al responsabile. E a proposito di sicurezza, ci spostiamo nel Coneglianese, dove sono pronti ad entrare in servizio 7 nuovi agenti di polizia locale. Una iniezione di personale attesa da tempo, oltre alla prova scritta e orale, anche prove da Rambo di corsa in pista e trazioni alla sbarra. Noi adesso assumeremo 7 nuovi vigili urbani, ci porteremo a oltre 40 nel territorio coneglianese e più di 30 a Conegliano. 7 nuovi agenti a tempo indeterminato sono pronti a prendere servizio nella polizia locale del Coneglianese, guidata dal comandante Claudio Malamace. In questi giorni l'ultimo round di prove orali dopo gli scritti e i test fisico-attitudinali da veri e propri Rambo, compresi un percorso ginnico, trazioni alla sbarra e una corsa in pista. I candidati inizialmente erano ben 153, poi in queste settimane la graduale scrematura. I nuovi agenti saranno distribuiti a seconda delle esigenze nei territori che rientrano nella gestione associata del servizio di polizia locale, quindi oltre a Conegliano anche Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Susegana e Mareno. I comuni più piccoli, d'altronde, evidenzia lo stesso Chiesa, sono quelli che soffrono maggiormente. Ci sono comuni piccoli che hanno solo 2 vigili urbani, non riescono neppure a fare una pattuglia, e questo è inconcepibile in uno Stato civile che chiede tra l'altro ai comuni di dare sicurezza sul territorio. Già, il tema della sicurezza sempre più percepito anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e dei tanti troppi incidenti che continuano a registrarsi sulle strade. Su questo fronte, per il sindaco di Conegliano serve un'iniezione generale di risorse per tutte le forze dell'ordine. C'è una grande sinergia con le forze dell'ordine, ma servono personali sia per la polizia, per i carabinieri e per i vigili urbani. Conflitto in ambito scolastico, sociale, educativo e penale. A Treviso arriva un osservatorio dedicato ai più giovani. Fenomeno baby gang, reati commessi da minori. Sempre di più la cronaca parla di giovanissimi coinvolti in azioni criminali. Un grido d'allarme che parte anche dalle istituzioni. Ragazzi che non hanno più nessun freno, spaccio, risse, rapine, comportamenti che a volte rasentano quelli degli stessi delinquenti matricolati. Oggi al seminario vescovile si è parlato di strategie operative, ma anche di un osservatorio per arginare questi fenomeni. L'idea era che questo tavolo che stiamo costituendo a Treviso si interessi anche di fornire dei dati sulla criminalità sia a livello giovanile sia a livello adulto, e che poi questi dati vengano confrontati dopo 5-6 anni di interventi di giustizia di comunità e di giustizia rigenerativa, o chiamiamola pure riparativa, hanno prodotto dei risultati significativi. Iniziative come questa, dove si discute delle metodologie per gestire i conflitti in ambito scolastico, sociale, educativo e penale, sono fondamentali, spiega Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. È importante tessere relazioni, tessere buone pratiche di aiuto e di presa in carico della società così com'è. Anche la giustizia ha delle dimensioni che ci riguardano tutti, ci prendiamo tutti cura della collettività, e iniziative di questo genere aiutano a prendere coscienza che o ci prendiamo tutti cura gli uni degli altri, oppure avremo sempre solo problemi di isolamento, di chiusura, di conflitto. Al centro dell'attenzione anche le baby gang. Il sorge di queste baby gang non è altro che il risultato, se possiamo dire, di un aumento della conflittualità a livello sociale, da un lato anche da, come ho detto prima, l'utilizzo di linguaggi particolarmente aggressivi, pensiamo ai termini invasione, filo spinato, armi, eccetera, e dall'altro lato sicuramente la pandemia del Covid ha molto compresso i ragazzi che non avevano degli spazi di socializzazione. Fenomeni questi che possono essere arginati dando ai ragazzi spazi dove possono incontrarsi e rivitalizzando quei luoghi dove tradizionalmente potevano permettere momenti di socialità. È fondamentale, termina, un supporto sia sociale che economico alle famiglie in difficoltà.
Andrà a processo il 16 settembre il proprietario di un cane segugio femmina accusato di maltrattamenti a causa di un collare elettrico fatto indossare all'animale quando aveva appena 9 mesi e che fa scattare una scossa in caso il cane si metta ad abbaiare. L'episodio risale a 3 anni fa. La cagnolina scappata durante una seduta di addestramento era stata rintracciata dalla guardia forestale che aveva notato il collare di cui era dotato l'animale, un modello particolare che può essere azionato a distanza provocando scosse elettriche e vietato dalla legge italiana. Grazie al microchip gli operatori sono risaliti al proprietario, un trevigiano che è stato denunciato e che il prossimo settembre dovrà comparire davanti ai giudici. Ed è morto il capriolo bianco, un capriolo albino recuperato dai volontari 2 giorni fa nella zona di Collalbrigo dove viveva insieme alla mamma. Il piccolo stava male, nonostante le cure dei veterinari non ce l'ha fatta. Sarà l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a stabilire le cause della morte del piccolo bianco, il capriolo albino recuperato dai volontari qualche giorno fa in condizioni serie e trasportato al CRAS, il centro di recupero per animali selvatici di Treviso, per essere curato. Purtroppo però, nonostante le cure dei veterinari, per l'ungulato non c'è stato nulla da fare. Un destino crudele al quale Bianco era sfuggito lo scorso dicembre quando era stato ricoverato e salvato a seguito di un'intossicazione o forse di un avvelenamento. Si era ripreso ed era stato riportato nel suo habitat naturale. Il cucciolo era figlio di Bianchina, un raro esemplare di capriolo albino che nei mesi scorsi aveva fatto molto parlare di sé ed era stato idealmente adottato dai residenti di quelle zone. Mamma e piccolo erano diventati una presenza stabile delle vere mascotte delle colline di Collalbrigo e Conegliano, seguiti e monitorati costantemente. Giuseppe Zoppè, coneglianese, appassionato di fotografia naturalistica, seguiva i 2 rari ungulati. Le sue videocamere, nascoste in mezzo alle aree boschive di Collalbrigo, hanno in molte occasioni filmato mamma e figlio che correvano fra i boschi. Ed è stato proprio lui a lanciare l'allarme quando ha visto che il piccolo bianco non stava bene. Ora i volontari stanno tenendo sotto controllo la mamma Bianchina. Dalle immagini appare incinta e pronta per un prossimo parto. Lei continua a correre sulle colline di Collalbrigo. Si chiama Adotta un sorriso di un bambino, il progetto di prevenzione e cura della salute orale rivolto ai bambini in affido organizzato da Fondazione Andi, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Onlus, la Conferenza dei Sindaci e l'ULS 2. In Italia sono circa 30.000 i bambini in affido. Fondazione Andi si impegna a effettuare tramite i professionisti associati prestazioni terapeutiche di diagnosi odontoiatriche gratuite ai minori. Si tratta di 118 ragazzi tra bambini e maggiorenni già seguiti dai servizi dell'ULS. In ognuno dei 3 distretti dell'azienda sanitaria trevigiana è stato individuato un referente del progetto che avrà da un lato il compito di individuare i minori fino ai 18 anni compresi in affido presso una famiglia che necessitano di cure odontoiatriche, dall'altro individuare il medico dentista più vicino aderente all'iniziativa. Siamo allo sport, al basket presentato nella palestra di Sant'Antonino dal direttore generale Giovanni Favaro e da quello sportivo Andrea Gracis, il nuovo allenatore della NutriBullet Treviso Basket dopo l'esonero di Max Menetti. La scelta è caduta su una gloria della pallacanestro trevigiana, stiamo parlando di Marcello Nicola. Per tornare a essere competitivi, i biancocelesti della NutriBullet Treviso Basket devono ritrovare l'entusiasmo di giocare insieme e la voglia di divertirsi. Ne fa innanzitutto una questione di testa Marcello Nicola, l'argentino, bandiera della Benetton, trevigiano d'adozione da ormai 20 anni, chiamato a sostituire Max Menetti. Per lui è l'esordio come capo allenatore in Serie A. Bisogna dare fiducia, bisogna dare voglia, bisogna dare energia, però bisogna che anche loro la ritrovino da dentro. Sono loro quelli che vanno in campo e devono fare sì che in qualche modo si sentano felici di stare assieme e giocare assieme. Una stagione iniziata nel migliore dei modi, con un'esaltante serie di vittorie, ma quando le cose hanno iniziato ad andare male e la stanchezza a farsi sentire, il quintetto ha perso fiducia e con essa punti in classifica. La squadra è un po' in difficoltà a livello mentale, quello si vede un po' nel gioco, quindi i risultati hanno tolto la fiducia alla squadra e la squadra ha fatto fatica soprattutto in attacco, però per non trovare una serenità e
maniera di giocare più allegra. Obiettivo salvezza, Nicola non si sbilancia, serve fare un passo alla volta, una partita alla volta. Domenica giochiamo contro Varese, poi si vedrà. I conti, ripeto, e mi sentirete dirlo ogni giorno, si fanno alla fine. Una scelta dolorosa ma necessaria secondo i vertici della NutriBullet, quella di esonerare Menetti nelle stesse ore in cui la città vive un altro addio con la morte dello storico coach della Benetton del primo scudetto, Petar Scansi. Si è rotto qualche cosa in questo meccanismo, più andava avanti, passavano i giorni, più la squadra si stava perdendo nelle proprie insicurezze. Alla fine a costare il posto a Max Menetti è stato proprio lo svanire in squadra di quella mentalità e di quella fiducia che il coach aveva predicato fin dal suo arrivo a Treviso. Una NutriBullet scioltasi come neve al sole, non solo per infortuni e assenze. Una squadra appesantita e timorosa, arrivata a fine corsa con quei 3 punti in un quarto dal record storico negativo. Il gioco che facciamo è un gioco basato molto sulla fiducia, sulle sicurezze, esatto molto anche sul tiro da fuori e quindi legato a uno stato anche d'animo di un certo tipo, di leggerezza se vogliamo. Man mano che le cose si complicavano, la squadra ha sentito sempre di più questa pressione di dover vincere. Come sembra lontano quel giugno 2019, festa in Piazzale Burchiellati, la Serie A conquistata. Una grande società, una grande città e soprattutto un grande pubblico. Con queste 3 basi si può comunque fare bene in Serie A. Sarà un grande passo. Era arrivato con le stimate del condottiero Max Menetti, 2 finali scudetto consecutive con Reggio Emilia. Primo anno a Treviso, subito Coppa Italia di A2 e la promozione. Il secondo anno rovinato dalla pandemia che congelò il campionato. Il terzo atto con l'aggancio ai play-off e una sconfitta onorevole contro i futuri campioni d'Italia della Virtus Bologna. Sembrava il graduale progresso di un team verso i piani alti. Non è stato così. Necessario operare sul mercato? L'idea di dare un aiuto a questa squadra con degli innesti c'era e c'è tuttora, però visto l'arrivo di un nuovo allenatore è chiaro che adesso sarà Marcello Nicola a valutare se e come fare, in che posizione eventualmente fare degli innesti. Sono ore particolari per la Treviso cestistica. Il destino ha voluto che il saluto a coach Menetti si incrociasse con l'addio a un altro coach, Petar Scansi, per tutti pero, scomparso a 78 anni. Il leggendario allenatore che aveva portato al Palaverde il primo storico scudetto, quello targato Benetton 1992. È un dispiacere grande, la storia soprattutto di Treviso è legata al primo scudetto, per cui sicuramente è un personaggio che ha dato tanto a questa città. Tanti ricordi anche particolari per un coach vulcanico e indimenticabile. Io mi ricordo la prima grandissima cazziata che ho preso quando ho iniziato a fare il lavoro di pseudo giornalista, prima intervista di basket serio della mia vita, prima domanda, prima super cazziata. Grazie Pero. Ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo tutte le notizie da Belluno e provincia. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, come annunciato è il momento di aprire la nostra pagina con le notizie dal bellunese. Questa volta è ufficiale, dopo aver accolto l'invito a scendere in campo sottoscritto dai cittadini, Lucia Olivotto si candida a sindaco di Belluno e resta fedele alla sua lista civica Insieme per Belluno. Concretezza, collegialità, competenza, coesione per costruire il progetto per la città di Belluno e la civica Insieme per Belluno a sostenere la candidatura a sindaca di Lucia Olivotto e da oggi ufficialmente la strada percorsa con la maggioranza che guida Palazzo Rosso si divide, ma la sua discesa in campo non è un segnale di rottura. Parlerei piuttosto di discontinuità rispetto a certe impostazioni che sono state date fino ad oggi. Al momento continuiamo perché non ci sono i motivi appunto per una rottura. Alla sua presentazione ufficiale molti volti noti e tra questi quelli di 2 attuali assessori della Giunta Massaro, Marco Perale e Alberto Simiele. A me piace la Lucia per la sua correttezza, per la sua competenza, per il suo spirito anche di umiltà nel porsi con i problemi
Cioè, è una persona che ascolta tutti, riflessiva. Nessuno strappo per il momento, ma un programma da portare avanti, da diffondere, che guarda ai bisogni dei cittadini, alla cultura nell'accezione più ampia del termine, all'ambiente, all'accoglienza, alle politiche attive nei confronti delle persone anziane, all'inclusione, alla gestione delle partecipate e della macchina comunale, senza prescindere dal ruolo di Belluno, città capoluogo di provincia che negli anni ha perso smalto. Guardo necessariamente anche alla provincia di Belluno. Nel 2017 abbiamo fatto questo referendum che è stato anche molto partecipato, però non ha prodotto ad oggi nessun tipo di risultato. Ecco, questo a me dispiace perché la provincia ha lo spopolamento, l'invecchiamento, bisogna invertire questa rotta. Olivotto conosce molto bene la situazione del comune di Belluno, che negli ultimi 7 anni l'hanno vista nel ruolo di vice sindaca e assessore al bilancio e al patrimonio. Conosco molto bene la situazione del comune, sono una donna concreta, quindi credo che questi siano proprio gli elementi fondamentali che mi differenziano rispetto ai miei competitors. Un acero e una targa per un giusto tra le nazioni al parco fluviale di Lambioi, cerimonia commemorativa dedicata all'ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, morto in un campo di concentramento e artefice del salvataggio di circa 5.000 ebrei. Nel parco fluviale di Lambioi un cippo in pietra e un acero a imperitura memoria dell'esempio di sacrificio e altruismo di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, sulla scia delle iniziative volute dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza che in questi mesi hanno accomunato le questure d'Italia. Anche a Belluno da oggi c'è un luogo che ricorda le gesta del giovane funzionario di polizia insignito della medaglia d'oro al valor civile, del riconoscimento di giusto tra le nazioni e di servo di Dio. È stato l'ultimo questore di Fiume e la cui opera si è caratterizzata per avere salvato migliaia di ebrei dalla deportazione e quindi avere salvato loro la vita. Questo comportamento di Giovanni Palatucci eroico gli costò però la vita perché morì nel campo di concentramento di Dachau pochi mesi prima della liberazione. La benedizione del luogo è stata officiata da Monsignor Giorgio Lise, cappellano della polizia, davanti alle massime autorità cittadine, oltre che dei dirigenti degli uffici delle specialità della Polizia di Stato di Belluno. La targa commemorativa è stata scoperta dal questore Maggese e dal vicepresidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Navarro Dina. Salvare una persona nel Talmud significa salvare il mondo e questo per noi è fondamentale e il ricordo è altrettanto importante. L'albero è il significato della vita. L'albero della vita nella tradizione ebraica è proprio questo e non a caso nella tradizione anche il ricordo dei defunti avviene attraverso gli alberi e un bosco o un albero solo rappresentano una memoria. Saranno resi noti venerdì prossimo gli esiti dell'indagine condotta tra 2000 giovani bellunesi su benessere e disagio, condotta dalla Consulta Provinciale degli Studenti e l'Ufficio Scolastico. Una riflessione a tutto tondo su un problema crescente che necessita di interventi appropriati e incisivi. È legato al periodo difficile che i giovani e la comunità tutta hanno attraversato a causa della pandemia. Il disagio in relazione alla vita personale, familiare e sociale è un fenomeno che non può essere sottaciuto. Questo ha alimentato, ha fatto anzi a volte esplodere dei disagi profondi che si sono manifestati come si sono manifestati attraverso, non so, momenti di depressione, dipendenze, disturbi alimentari. I dati del malessere sono contenuti in una pubblicazione che raccoglie gli esiti di una indagine condotta fra studentesse e studenti degli istituti superiori della provincia di Belluno, che saranno resi noti venerdì prossimo durante una giornata di riflessione alla Giovanni XXIII a Belluno. Il disagio è evidenziato accomuna giovani e anziani in egual misura, e cioè le fasce d'età che maggiormente hanno subito i contraccolpi della pandemia. Abbiamo anche dovuto interrompere alcune attività, soprattutto quelle che prevedevano lo stare insieme, come alcuni gruppi che si ritrovavano settimanalmente, le gite, i pranzi sociali, tutti momenti molto importanti per loro, perché la socialità è uno degli elementi che contribuisce ad una serena terza età. A fronte di un fenomeno che evidenzia il crescente disagio, per i giovani non c'è sul territorio un servizio specifico loro dedicato né un riferimento a supporto delle famiglie. Venerdì la voce degli oltre 2.800 ragazzi che hanno risposto al questionario sarà ascoltata da esperti capaci di declinare il malessere e offrire spunti per interventi appropriati e incisivi. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Mentre una perturbazione porta piogge al centro-sud, al nord invece si rafforza l'alta pressione atmosferica. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 6 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Nella prima metà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Su Trevigiano e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte possibili nebbie locali in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento su zone montane e pedemontane. Venti deboli o moderati in pianura da sud-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sui monti prevalenza di sole al mattino e nuvolosità in aumento a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato in mattinata, formazione di addensamenti al pomeriggio e nubi basse poi in serata. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.